the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. Gentili signore e signori, buonasera e benvenuti alla prima rassegna intitolata Pur un auge parlamo in dialetto, manifestazione organizzata dal poeta Nino Barone, finalizzata alla valorizzazione del nostro dialetto siciliano e patrocinata dall'Associazione Culturale Io di Busieto Palizzolo. Ma per i dettagli passo immediatamente la parola al poeta Nino Barone. Buonasera a tutti, un caloroso benvenuto anche da parte mia. Volevo dirvi solamente due parole. E allora, l'obiettivo della manifestazione, l'obiettivo primario della manifestazione è quello di avvicinare i bambini al dialetto. Questo dialetto che diciamo che con gli anni un po' non si parla più, le nuove generazioni quasi non lo conoscono. Comunque l'obiettivo principale è proprio quello di avvicinare i bambini al dialetto e sensibilizzare anche i genitori affinché loro possano comunque non perdere questa parte del nostro essere. Nel nostro dialetto c'è la storia di un popolo, le nostre origini, le nostre radici. È bene che i bambini o le nuove generazioni, le future, non perdano appunto le origini. E poi volevo fare dei ringraziamenti. Ringraziare innanzitutto le persone che mi hanno collaborato e che mi collaborano sempre, solitamente quando mi vengono in testa determinate cose. E ringraziare l'associazione Io di Busieto Palizzolo per aver patrocinato la manifestazione, sempre sensibile quando si parla di bambini. L'associazione Io di Busieto è sempre presente, e con la cultura e con lo sport. E poi volevo ringraziare le maestre, poi le ringrazierò dopo. Volevo ringraziare tutti voi genitori che avete con entusiasmo veramente dato disponibilità e collaborazione a questa manifestazione, e quindi vi auguro buon proseguimento. È doveroso dare la parola al responsabile culturale dell'associazione Io di Busieto Palizzolo, Alberto Criscenti, che ci darà dei ragguagli sulle iniziative dell'associazione. Alberto Criscenti. E allora, Nino Barone è da poco che fa parte della nostra associazione, all'incarico insieme a Peppe Gerbino e Giuseppe Voltaggio, responsabile del settore poetico dialettale. Quindi il fatto che lui ha organizzato questa manifestazione si può dire che è l'esordio che fa con l'associazione per dare possibilità a tutti quanti di conoscere e approfondire ancora la nostra lingua, il nostro idioma. Ebbene, l'associazione è stata sempre vicina ai bambini. La nostra associazione difatti è nel contempo culturale e sportiva. Per quanto riguarda l'attività culturale, noi gestiamo una scuola di calcio di bambini dai 5 ai 12 anni, e per quanto riguarda l'attività culturale organizziamo in collaborazione con l'Istituto Autonomo Comprensivo di Busieto Palizzolo un concorso letterario per le classi terminali delle scuole di Busieto, cioè un tema assegnato per le ragazze che frequentano la quinta elementare e un tema per i ragazzi che frequentano la terza media. In una serata come questa dedicata alla valorizzazione del nostro dialetto, abbiamo pensato di chiedere al poeta castellammarese Giuseppe Gerbino di fornirci dei brevi cenni sul nostro vernacolo. Giuseppe Gerbino. Buonasera a tutti, intanto ringrazio il poeta nonché amico Nino Barone, che veramente si sta prodigando in maniera proprio indescrivibile per valorizzare il nostro dialetto, anzi la nostra lingua.
io vorrei spendere 2 parole a favore della nostra lingua siciliana. Intanto, qual è la differenza fra lingua ufficiale e dialetto? La prima rappresenta un paese nella sua unità politica, sociale, serve per fare le leggi, per i documenti. Il dialetto invece è la parlata in una zona circoscritta, che può essere una regione, una provincia o anche un singolo paese. Ma non per questo significa che debba avere una storia più povera o minor valore. Secondo me la vera differenza tra lingua ufficiale e dialetto sta nel prestigio, nella considerazione che abbiamo noi stessi che lo parliamo del nostro dialetto. Quindi, che dire, facciamo in modo di non perderla. Grazie. Adesso tocca a loro, i protagonisti della serata, i bambini. Stasera ascolteremo... Eccoli qua. Stasera ascolteremo prevalentemente poesie natalizie in dialetto siciliano. Ad intervallare la rassegna di poesie abbiamo pensato all'esibizione di un coro, sempre composto da bambini, che chiameremo il Coretto di Natale. Canteranno brani dalle chiare influenze natalizie. Ed è proprio con loro che vogliamo iniziare la nostra serata. Il Coretto di Natale inizia la propria esibizione con il brano Sister Act, che verrà preceduto da una loro breve presentazione. Signori, il Coretto di Natale ci canta Sister Act. Quest'anno Natale mi ha fatto un bel dono. Un dono speciale, mi ha dato allegria, canzoni cantate in gran compagnia, mi ha dato pensieri, parole e sorrisi di amici sinceri. Dei vecchi regali non voglio più niente, a ogni Natale io voglio la gente. Siamo lieti di augurare a tutti i presenti un Natale fatto di gioia e di allegria e abbiamo scelto per farlo poesie, canzoni e sorrisi. Un Natale speciale che abbraccia il dialetto, l'italiano e l'inglese per arrivare lontano sulle ali della solidarietà fino al cuore di tutti. È un componimento proprio del poeta Nino Barone. Sarà Mario Barone, vieni, che ci presenterà la poesia del padre intitolata Puruni auci parlamo un dialetto. Signori, Mario Barone. Puruni auci parlamo un dialetto senza nuggio problema né scanto. Lo troviamo, crediti, perfetto, tra i tanti, lo nostro è un incanto, ridimillo non è lo difetto, si giù suona più duci in un canto, va sicuro, io invece lo metto sempre primo, lo parlo e m'avanto.
Bravo Mario, protagonista del prossimo componimento è ancora Nino Barone. Ci presenteranno l'Arvuliddu, Riccardo Santoro, Ilenia Cammareri e Manuel Cosenza, che ci faranno ascoltare l'Arvuliddu. Ogni volta che talio st'Arvuliddu mi viene di davanti lo passato, di quando che era Nico, picciriddu, lo tagliava come un allampato. Mi Patuzzo lo punzava sempre iddu, a sera dopo che abbiamo mangiato. Pure ora che è ridotto ricchiuliddu, lo conza sempre, ma non è tagliato. Non ci furono regali lì soperi, ma quando che era lesto, alla domari, avviamo in mente sullo sto pensieri, di virlo finalmente funzionari, sapiti, tra i tanti suoi misteri, Starvulu, appena si metteva a lampiare, era capace con gli suoi manieri, a mia e a me frati, fare incantare. Lo talio dopo tempo che è passato, da ciacca in nave, scetto, pulito, d'un gianco si presenta che ha giocato, l'ampia sempre ma va più lento riccio. Me Patuzzo, che ogni anno l'ha conzato, ci va appresso, ormai è anziano riccio, un poco curvo, malo combinato, ma un basta Natale, senza sta pulito. Bravi! Anche loro molto bravi. Adesso è il momento di presentare l'ospite d'onore della serata. Diciamo il fiore all'occhiello. Si tratta dell'attrice Vitalba Ingardia. Ci presenterà Fussi sempre Natali. Il cielo è grande stanotte. Sopra timpona di rena, ogni qua luce di migliaia di stelle, nasce un fiore di giada. Scinci mia mano, frate, confonnemo un euro ratopedde. Notte, reala una risatedda, un vecchio sciallo, usato sopra spagge di mano gemmole, che sgranano rosare in tala solitudine. Abbrazza corpi asciutti e bucchie, che cercano pane. Notte, inchi cori che vanno cercando a Dio. Quaglia nive sopra periate l'ordere sangue, adduma fuochi ranne pesciate senza speranza. E come picciridde cantamo con ciauro di castagne arrostute e chiangemo con lamento risampugna, perché l'un canto di stanotte vive e domani è sempre Natale. Adesso è un momento ancora del corretto di Natale, che ci farà ascoltare We Wish. Quasi in maniera provocatoria, ci ha proposto l'intenzione di recitare una poesia, sostenendo che anche i genitori hanno diritto al proprio spazio. E noi non abbiamo esitato a raccogliere la proposta e abbiamo affidato alla signora Francesca Di Bono, genitore di uno dei bambini che si esibiscono stasera, di recitare una poesia in rappresentanza di tutti i genitori presenti stasera in teatro. Allora, sarà Francesca Di Bono che ci presenterà la cometa Chianciulina. È Natale, corro pure allo presepio, con le semplici pastura, c'è qui aspetta una giagrutta allo freddo e alla fortuna. Mentre vaio camminando sento suono di zampogni, vio li stirgi risplendenti, lo mio sguardo si confonde. Sono angeli che volano, sono spiriti beati, che mirunano la nova con campane e con gloriate. Tra roventi e tra macchiuna se zittio lo risignolo, quando vitti già gran luci e di l'angelo lo volo.
Pure io mi sento sciano e sturduto di gialuci. Li stiggi sono vasci, li tocco con le mani. La cometa è lacrimosa, la sua cura è spillacchiata, non è più come una volta risplendente e argentata. Si lamenta che a Bettilemme vengono solo picciotteggi e non hanno l'importanza delle grandi e le potenti. Io ci dico, senta mia, le grandi e le potenti non le vuole lo Messia. Fatti splendere sta cura, luci come l'augestigge, state allegra, rilla a tutti, che le grandi e le potenti sanno a venire a Bettilemme, sanno a fare picciricci. Adesso è il turno di un grande artista del dialetto. Stiamo parlando di Giuseppe Morfino di Custonaci. Ora, avrebbe dovuto recitare questa poesia una bambina che purtroppo questa sera per vari motivi non è stasera qui in teatro. Però abbiamo la fortuna di avere l'autore della poesia che ci verrà a recitare lui stesso la poesia intitolata L'arvolo di Natali. Allora, è Giuseppe Morfino che ci recita L'arvolo di Natali. L'alvolo di Natale va a radicare nella nostra mente, l'avemo a difendere e allora sì che vedessimo i frutti di pelle di saggezza. Invece vedremo vicini illuminati, arvoli finti, senza rarichi. L'anima resta di una, damoli una mano, non potremo ricogliere se prima non seminiamo. Grazie. Ringraziamo ancora Giuseppe Morfino e continuiamo con un'altra poesia di Nino Barone che ci racconta come nei momenti di maggior sconforto, quando tutto intorno a noi ci sembra nero, possiamo trovare rifugio nella speranza del Natale. A recitarci Picchi Chianciu se Natali sarà Federico Barone, che accogliamo con un bel applauso, che ci recita Picchi Chianciu se Natali. Solo sole in questo mondo, paraceggio sensale, viola abisso più profondo, lo sconforto chi m'assale, ma poi penso in fondo, picchi chianciu se Natale. Bravo Federico, bravo. E continuiamo allora la nostra rassegna con un componimento di Giuseppe Sammartano di Paternò. A farci ascoltare la poesia di Sammartano il 25 dicembre sarà Alessandro Barone. Eccolo qua Alessandro. Allora Alessandro ci recita il 25 dicembre. Gnate a mezzanotte, tu mese di dicembre, il 25 giusto, ricordiamo sempre, Santissimo Natale, ogni anno è celebrato e questo avvenimento non viene mai scordato. Corrite ovunque, corrite alla natività, corrite a festeggiare, Gesù nasce già, giunge alla mangiatura, dove voi la tenete, e da chi lo trovarono, Gesù lo bambinetto. Le montagne scendi nel mezzo alla biancura, con Gesù e pecore, da poco di pastura, curi lo zappatura, curi l'ortolano, urtando in semula, regali dall'imano. Che pace in tale cuore, che serenità, giuisce questo fatto tutta l'umanità. Facevamo l'auguri, scordando ogni male, fra un vaso determinato dicevamo buon Natale. Ma non mi scordavamo a tutti i meschini che passano la vita cercando tra le spine, ai tanti piccirini e tutta quella gente che fra Natale e feste non hanno proprio niente. Avete visto che bravo Alessandro? Una poesia interminabile, bravo. Ora è il momento di introdurre una poesia di un anonimo che ci parla a modo suo della Notte Santa. La reciterà per noi Russo Andrea, che ci reciterà Notti di Natali. E la notte di Natale, che è la festa principale, partoriò la Gran Signora da una fritta mangiatura. No mezzo a voi e l'asinello c'è Gesù, o bambineggio, ognuno Cutalia dice è frutto di Maria.
Bravo Andrea, a bravo. presentarci la poesia sono le più piccole della Lega Brigata. Si tratta di Giulia Grignano e Irene Valuppo. Vedete quando sono piccole? Visto la loro tenerissima età, hanno 4 anni ciascuna, avevamo pensato di farle recitare un componimento all'unisono, ma durante le prove hanno protestato, sostenendo che anche loro sono in grado di recitare da sole come le più grandi. Pertanto reciteranno la stessa poesia 25 dicembre, una alla volta. Inizia Giulia. Natali, scetto e ranno avvirimento e sotto di tu è una realtà miracolissimo e potente, piccina assurre la santità, tu le usando non si può dare, le hanno di fieri, speranza e amore, tu lupi servo, amati tu dare, la nascita diritto di tentori. Brava Giulia! Adesso la stessa poesia ce la reciterà Irene. Natali certo un grande avvenimento e soccurico è la realtà, miracolo grandissimo e potente, picchina scellurreta santità, stiamo usando non si può scordare, io hanno di figli speranza e amore, quello per serio non mai ricordare a nascita di Cristo Redentore. Brave! Avete visto che sono brave? Ok, adesso finiamo con Mario Barone. Per l'applauso per Mario Barone che ci reciterà E quando viri di Anonimo. E quando viri l'usuri già cuggiari e la terra cangiari si coluri, e quando viri l'acqua di lumari casa rivughi e facendo rumori, pensa che in terra non ti può regnare, si scarsa è la semenza dell'amore. Ormai volge a termine, a me non resta altro che fare dei ringraziamenti. Il primo in assoluto è il poeta Nino Barone che ha organizzato la serata, dopo la maestra Melina Surdo ed Enza Angeleri che hanno curato la preparazione dei bambini, l'associazione Io di Buseto che ha patrocinato la serata, l'Elettromarket Barone sponsor della serata, Gaetano Pirrera che ha curato la parte tecnica, i salesiani che ci hanno ospitato in questo splendido teatro, i siti www.processionemisteri.it curato da Beppino Tartaro e www.travaenostra.it curato da Lorenzo Gigante che hanno dato spazio alla promozione di questa serata, la cooperativa Futura Formazione Professionale che ha messo a disposizione i propri locali per la realizzazione delle prove. Infine desidero ringraziare gli operatori di Oltre Video che hanno registrato, ha recitato anche con noi Francesca Di Bono e che abbiamo sul palco anche Giuseppe Morfino che ha recitato, Giuseppe Gervino con il suo intervento sul dialetto, Alberto Criscenti, Rinalda Engardia e la mente organizzatrice di questo evento Nino Barone.